Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Duro colpo al clan di Corigliano Calabro. I finanzieri del Gico di Catanzaro e dello Scico di Roma e i carabinieri di Cosenza hanno eseguito 67 arresti in Calabria, Lombardia e altre regioni italiane. I soggetti, appartenenti e affiliati ad una pericolosa organizzazione 'ndranghetistica, sono accusati di associazione mafiosa, estorsione, usura, traffico e spaccio di droga. Nell'operazione Santa Tecla, sequestrati anche beni per circa 250 milioni di euro. Tra gli arrestati anche Mario e Franco Straface, fratelli del sindaco di Corigliano. Un'altra vasta operazione dei carabinieri contro l''ndrangheta in Calabria, Lazio, Piemonte e Toscana ha portato a 14 arresti. Le indagini, coordinate dalla DDA di Roma e condotte dal ROS dei carabinieri, riguardano una proiezione laziale della cosca Gallace di Guardavalle nel Catanzarese, dedita in particolare all'usura e al traffico di stupefacenti ed armi. Ennesima intimidazione ai magistrati di Reggio Calabria. Nel mirino questa volta è finito il procuratore di Palmi Giuseppe Creazzo, sulla cui vettura gli agenti della scorta hanno rinvenuto una cartuccia di fucile calibro 12. Le telecamere dell'impianto di videosorveglianza del garage del centro direzionale di Reggio Calabria, che ospita gli uffici della DDA, potrebbero servire ad individuare l'autore del gesto. Creazzo ieri ha commentato l'accaduto dicendosi comunque sereno e determinato a proseguire nel suo lavoro. 13 immigrati sono sbarcati all'alba di oggi sulle coste calabresi con l'ausilio di un gommone che è riuscito a fuggire. Lo sbarco è avvenuto intorno alle 4 su un tratto di costa della provincia di Catanzaro tra i comuni di Botricello e Belcastro. Gli immigrati, che sembrano in discrete condizioni di salute, sono stati fermati dagli uomini della Guardia di Finanza di Selia Marina. Sono in corso le operazioni di identificazione. Sgominato dai carabinieri un traffico di reperti archeologici commercializzati su eBay con base a Vibo Valentia. I militari del nucleo tutela patrimonio culturale di Cosenza, nell'ambito di un'inchiesta diretta dal procuratore di Vibo Mario Spagnuolo, hanno sequestrato a Isca sullo Ionio migliaia di reperti archeologici di presunta provenienza illecita, tra cui 1250 monete. Nell'inchiesta è indagato per ricettazione un cittadino extracomunitario residente a Vibo Valentia. Sono stati assolti dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro i 13 no global indagati nell'ambito del processo sulla rete del Sud Ribelle, accusati a vario titolo di associazione sovversiva ed altri reati in relazione ai disordini del G8 di Genova e del Global Forum di Napoli nel 2001. Il sostituto procuratore generale aveva chiesto oltre 30 anni di carcere. Per ricordare l'attivista Carlo Giuliani nell'anniversario della sua morte, alcuni giovani hanno manifestato davanti al Palazzo di Giustizia. Ieri mattina nell'Archivio di Stato di Cosenza la seconda giornata dei lavori del Comitato di Sorveglianza sui POR Calabria. L'assessore regionale alla programmazione Giacomo Mancini si è detto soddisfatto per la buona riuscita della riunione, per presentare i nuovi vertici politici ed i nuovi dirigenti ai rappresentanti del governo italiano e dell'Unione Europea. Essi porteranno avanti l'idea di cambiamento che la nuova giunta regionale vuole attuare. Sono stati consegnati ieri i lavori del secondo lotto e dell'ampliamento del Tribunale di Catanzaro. Gli interventi comporteranno una spesa di oltre 11 milioni di euro e sono stati finanziati dal Ministero di Grazia e Giustizia e parte dal Comune di Catanzaro. Alla cerimonia di consegna, avvenuta nel Tribunale Nuovo, presenti il sindaco Rosario Olivo, il vice sindaco Antonio Tassoni ed i responsabili dell'impresa Società Cooperativa Costruzioni Calabrese.